Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 16 maggio. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Chioggia sono dovuti intervenire lungo una laterale di Viale Mediterraneo per spegnere l'incendio che interessava un casone agricolo, il quale, tra l'altro, riportava i segni di un incendio precedente. Il fumo che si levava dal casone si poteva vedere anche dal lungo Lusenzo. Marinanti brusacasoni è un termine che si sente spesso, ma sono ormai anni che chi attacca fuoco ai casoni non sono più marinanti, sempre se lo abbiano mai fatto, ma sono vandali. Sembra che qualcuno abbia visto allontanarsi dei ragazzini dall'area interessata dall'incendio, ma non è detto che siano coinvolti. In ogni caso, all'incendio spontaneo in una giornata come quella di ieri sono pochi a poterlo credere. Nei giorni scorsi, sempre sull'area nota come Parco degli Orti, è stato dato alle fiamme un motorino, uno scarabeo. Nessuno sembra ne abbia rivendicato la proprietà. 2 giorni dopo la carcassa si trovava sullo stesso posto, spostata perché intralciante il passaggio. Anche in questo caso il sospetto del dolo può starci. Fino a questo momento il clima, l'umidità e le piogge hanno mantenuto l'erba umida, ma proprio tali condizioni l'hanno resa rigogliosa. Siamo a metà maggio, non manca molto ai grandi caldi che la renderanno secca e facile alle fiamme. Gli anni scorsi hanno visto numerose volte i vigili del fuoco intervenire per sedare le fiamme, più o meno spontanee, che hanno interessato aree orticole ricche di rovi e sterpaglie. Se ci fosse qualcuno che pensa di aver trovato un nuovo modo di divertirsi dando fuoco a ciò che incontra, ci si augura tenga in considerazione le conseguenze di un eventuale incendio privo di controllo. Ci si augura si tratti di 2 episodi isolati che non si ripetano. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia. Grande impegno per i vigili del fuoco, soprattutto nelle province di Padova e Rovigo, per l'intensa ondata di maltempo che sta colpendo il Veneto da questa mattina, mercoledì 15 maggio. Ci sono segnalazioni di allagamenti in tutta la parte della Bassa Veronese, con particolare riferimento a Roveredo di Gua, nel Vicentino, a Santo Sorso. 2 alberi sono stati abbattuti dalla pioggia, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le piante sono state rimosse poi dai vigili del fuoco di Schio. Anche a Vicenza città sono stati segnalati alberi caduti e ci sono più di 30 interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco, soprattutto nell'area del Padovano tra Montagnana, Casale di Scodosio e Megliadino San Finezio. Tanti sono gli allagamenti e purtroppo le previsioni meteo sono brutte anche per domani giovedì 16 maggio. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Sulla pagina del vescovo Monsignor Adriano Tessarollo, che ci ha abituato ai suoi incisivi interventi senza peli sulla lingua, è apparsa una considerazione rivolta ipoteticamente al padre di Ilaria Salis, osservando che seppur la situazione in cui si trova la figlia non è rosea, è dovuta ad azioni che la figlia ha compiuto in un paese in cui, afferma, non vengono rispettati certi diritti. La Salis, in carcere da 15 mesi, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico dietro il pagamento di una cauzione di 40.000 euro per aver, a quanto sembra, aggredito 2 uomini procurando loro contusioni guaribili in 5-8 giorni, è stata chiamata per candidarsi alle vicine elezioni europee e anche su questo il vescovo fa un inciso affermando:
Poi si merita di rappresentare chi in Parlamento europeo? Diciamo che il voto di protesta è stato abbondantemente sdoganato ai tempi di Cicciolina. Le considerazioni fatte dal vescovo non sono certamente peregrine. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. C'è capitato con frequenza di vedere persone frugare nei bidoni posti fuori da un supermercato, raccogliendo nel contenuto frutta, verdura, pane e portarselo via, ma anche di sentire la testimonianza di chi, lavorando in un supermercato, resta decisamente stupito di quanto pane, carne, pesce, frutta e verdura vanno gettati ogni sera. Probabilmente il volume di affari di queste attività prese singolarmente viene inciso poco da questa perdita, ma quello che fa pensare è la mole di cibo che viene gettato nel globale tutte le sere, cibo ancora commestibile che potrebbe essere utilizzato dalle associazioni che aiutano chi è in difficoltà economica, ad esempio. Basti pensare allo scaffale per il pane, che in un supermercato che si rispetti deve essere sempre ricco di offerte per accontentare tutte le esigenze. Se al panificio sotto casa dopo una certa ora il pane non viene più sfornato proprio per evitare lo spreco, al supermercato la disponibilità ci deve essere sempre. Lo stesso dicasi per tutti gli altri alimenti più o meno deperibili. Qualche attività propone a un prezzo inferiore il cibo che rischia di essere gettato a partire da una certa ora, ma probabilmente anche a livello fiscale per attività con volumi d'affari importanti risulta meno fastidioso gettare che piazzare a un prezzo fuori listino. Si pensa di mettere nel mercato le farine di insetti perché allevarli costa molto meno che allevarne altri animali a pari quantitativo di proteine, poi si vanno a gettare quintali di alimenti. Sembra essere un paradosso, ma resta orrenda l'idea che qualcuno si serva nel bidone rimasto tutto il giorno sotto il sole e ci si chiede se non ci siano sistemi alternativi per rompere questa catena rivolta al consumismo in una realtà che prima o poi dovrà fare i conti col pensare di risparmiare risorse alimentari. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Allora, siamo qua dall'amico Cristian Colombo, che è giovanissimo e intraprendente imprenditore, che la sua agenzia si chiama New Hope, Nuova Speranza in inglese, e voi siete agenzia della AF Energia. Sì, abbiamo il mandato con AF Energia, è la nostra partnership, ma non solo con AF Energia, anche con altre aziende. Senti, io ho saputo, ci hai raccontato tu, di queste truffe, è una cosa incredibile, sono rimasto senza parole. Mi hai raccontato prima, vorrei che ce la spiegassi meglio, perché vogliamo dare appunto notizia ai nostri follower che sappiano. Sono rimasto allibito da quello che mi hai raccontato. Niente Andrea, praticamente io vedo i miei clienti che escono, clienti storici, e quindi io mi metto in contatto con la mia clientela e mi dicono che non hanno fatto contratti. Ma scusa un attimo, se io vedo che tu stai passando con un altro gestore, come può essere che non hai fatto contratti? Quindi tu ti sei accorto che questi tuoi clienti storici, con cui hai anche un rapporto di amicizia, clienti anche di Chioggia, tra l'altro anche mio zio, che a un certo punto tu con il vostro sistema sapevate che questi stavano andando su un altro gestore. A quel punto tu li hai chiamati? Sì, allora li ho chiamati, ho scoperto 1 o 2 clienti che stavano passando in Enel ma che non hanno firmato contratti. A un certo punto ho preso tutta la mia lista di clienti che stavano uscendo e ho visto che stavano tutti passando in Enel, ma se tutti mi dicono che non hanno firmato nulla e tutti stanno passando in Enel, qualcosa non va, basta fare 2 più 2 per capire che qualcosa non va.
E quindi mi sono messo a indagare e ho scoperto una truffa molto grave secondo me, perché è una truffa per scopo di lucro e sostituzione di persona, che sono due, secondo me, accuse gravi. Ma queste persone non hanno mai firmato contratto? No, mai firmato contratti, e la maggior parte dei contratti sono stati firmati con firme false per mano della stessa persona che si vede la firma, infatti mi hai fatto vedere i contratti, si vede che ci sono nomi diversi, ma si vede che la firma è quella. Non si sono messi neanche a cercare di modificarla un po'. Stessa mano, stessa calligrafia. È proprio una truffa evidentissima. Ma spiegami una cosa, come facevano questi, senza andare materialmente dalle persone o al telefono, a riuscire a migrare, a fare un contratto con un altro operatore? È molto semplice, Andrea, perché loro comprano liste di dati dove loro sanno il nome e il cognome, il codice fiscale, il POD e il PDR, che sono i dati che servono per migrare da un contratto all'altro. Cos'è il POD e cos'è il PDR? Il POD è il punto che identifica la fornitura dell'energia elettrica, il PDR è il punto che identifica la fornitura del gas. Quindi loro, se hanno questi dati qua, non gli serve nient'altro, perché purtroppo c'era un modo per confermare i contratti tramite il link su una mail. Quindi, in poche parole, loro hanno nome e cognome, codice fiscale, POD e PDR, costruiscono, cioè creano appositamente una mail per mettere a punto questa truffa, inventano un numero di telefono perché non sanno il numero di telefono del cliente e inventano gli indirizzi di residenza e di fornitura. Quindi questi clienti qua non riceveranno mai la bolletta. Infatti mi hai fatto vedere dei contratti a nome di Boscolo, una a Roma, una a Firenze, cose che Firenze, li hanno messi totalmente a caso. Tutti a caso. Però se guardiamo la mail è tutta quanta @virgilio.it, quindi il dominio è sempre Virgilio. E quindi sta gente qua questi agenti infedeli si fanno arrivare la mail per poter confermare il contratto tramite link, confermano all'insaputa dei clienti e i clienti si trovano con un altro gestore senza aver fatto nulla. E quindi non sanno chi pagare e magari gli arriva chissà che bolletta. Per fortuna che adesso ci siamo messi a indagare e abbiamo scoperto che è questo operatore qua. Sì, ma scusami, tu ti sei accorto, perché mi sembra che lavori in maniera molto professionale, e quindi dici come mai ma probabilmente c'è gente che non sa neanche di essere switchata da altre parti e trovarsi coinvolta così. Assolutamente no, io me ne sono accorto perché questi sono clienti miei e posso vedere se switchano ad altro fornitore, ma altri clienti che saranno a Chioggia o in giro per l'evento, non so, per l'Italia, probabilmente si trovano con un altro gestore, non si rendono neanche conto cosa è successo, ma la maggior parte delle volte tu sai benissimo come funziona. Vai a fare una denuncia, vai a impiantare una causa per perdere tempo, soldi e via dicendo. Poi se non sbaglio questi tuoi clienti sono tutti anziani. La maggior parte sono anziani, sì, sono anziani. E quindi vuol dire che loro probabilmente hanno fatto apposta con gli anziani. Sì, perché loro vedono dal codice fiscale, vedono l'età anagrafica del cliente e quindi sanno che possono andare abbastanza tranquilli, no? Se un cliente ha 80 anni, 85 anni si mette ad andare a fare denunce, andare a impiantare una causa. Ma questi anziani che adesso si sono trovati in questa situazione, come è andata a finire? È andata a finire che li abbiamo accompagnati a fare la denuncia tramite i carabinieri delle rispettive località dove abitano, quindi Chioggia e Mestre, e abbiamo inviato le denunce all'Enel tramite PEC e l'Enel dopo un paio di giorni ci hanno risposto che hanno valutato il caso, hanno capito che si è trattata di una truffa a tutti gli effetti. Beh, è evidentissimo. L'indirizzo non corrisponde, il telefono non esiste, la mail è inventata, voglio dire no. E nella fattispecie si tratta proprio di sostituzione di persona. Quindi ricapitolando, ci sono questi sistemi truffaldini, quindi le persone si trovano a non essere più, diciamo, quel loro fornitore, si trovano da un'altra parte. L'invito è intanto di andare a fare la denuncia dei carabinieri, che è importantissima. Però perdonami, per capire, è meglio intanto capire cosa funziona, perché la denuncia, se non sai cosa fare. Sì, non bisogna rassegnarsi. Intanto se volete venire qua presso il nostro studio in Viale Mediterraneo 135, vi diamo anche un aiuto a capire come risolvere la situazione. Perché non bisogna rassegnarsi, non bisogna pagare, perché altrimenti è una missione di colpa, in poche parole, e conviene prima fare la denuncia dai carabinieri, dopodiché mandare una copia della denuncia a Enel e poi Enel in 2 o 3 giorni valuta il reclamo e sicuramente una volta riscontrato che si va a configurare il reato di sostituzione di persona e truffa per scopo di lucro, sicuramente faranno la risoluzione del contratto e probabilmente quei 2 o 3 mesi che rimanete con l'Enel non ve li fanno pagare, perché non è giusto, non avete chiesto voi questo contratto, ma è stata una roba che vi è stata forzata, insomma, che vi è stata obbligata. E quindi venite a trovarci, vi diamo un aiuto a risolvere la situazione, se ci sono casi simili. Denunciate perché questi agenti fanno questa truffa perché sanno benissimo che restano impuniti.
Però se cominciamo a muoverci, a denunciare, forse... Sei puliti fino a un certo punto, perché prima o poi i nodi arrivano al pettine. Sì, i nodi arrivano al pettine, però sai com'è, è un turnover di agenti, quindi se i nuovi agenti sanno cosa è successo ai vecchi agenti, forse gli passa la voglia di fare queste truffe qua. E state attenti al telefono, perché anche i telefoni, queste truffe qua del sì, ormai è diventata una moda, è inutile raccomandarvi di stare attenti, perché abbiamo detto che al telefono bisogna dire sì, bisogna fare attenzione a chi viene per casa, però anche con questi accorgimenti qua, se è nata questa nuova truffa del contratto via mail, è molto difficile tutelarsi, quindi cominciamo a denunciare. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 16 maggio, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, ed ora ci trovate anche su X.